Veneto 1 con voi. Eventi in agenda. Ben ritrovati a Veneto 1 con voi, lo speciale dedicato agli eventi in agenda sui 97.500 di Radio Veneto 1 e sui nostri canali social. Torniamo a parlare di jazz, lo facciamo con il direttore artistico di Treviso Suona Jazz Festival, Nicola Bortolanza. Ciao Nicola. Ciao, grazie per l'invito. Allora Nicola, oggi sei qui con noi per parlarci di un'altra rassegna che si chiama Tracce di Jazz, sempre a cura di Treviso Suona Jazz Festival e di Treviso Ricerca e Arte. Sì, è una rassegna che si svolge ormai da 6 anni, siamo arrivati alla conclusione della 6ª edizione. E i concerti avvengono nel piano nobile di Palazzo Cadericchi e vengono in collaborazione con l'associazione Treviso Ricerca Arte. Mi fa piacere concludere l'anno in crescendo perché avremo 2 ospiti statunitensi in esclusiva anche per il territorio, per cui non solo un programma di qualità, ma anche appunto con degli artisti che è raro trovare nelle nostre zone e appunto anche internazionali. Ecco, si partirà giovedì 31 ottobre con il trio del chitarrista Ed Cherry. Ed Cherry è un chitarrista appunto americano che sarà in Italia per qualche giorno a fine ottobre. Siamo riusciti ad averlo qui a Treviso. Lui, dico 2 cose su Ed Cherry, ha suonato per tanti anni con Dizzy Gillespie, per oltre 10 anni, e la collaborazione poi con Dizzy è terminata per la morte di Dizzy Gillespie, ma quindi un chitarrista assolutamente straordinario che verrà accompagnato da un'assoluta sezione ritmica di qualità con Aldo Zunino al contrabbasso, una colonna portante del jazz italiano, e Marco Tolotti alla batteria, e presenteranno un repertorio di composizioni originali ma anche di standard, e gli standard, come li suonano gli americani, sono sicuramente non per togliere niente assolutamente agli italiani, però insomma è una cosa sicuramente da non perdere. Ecco, la seconda data è giovedì 28 novembre con il trombettista Philip Harper. Philip Harper è un nome molto importante nella scena jazz americana. Ha suonato con i Jazz Messenger di Art Blakey per tanti anni e attualmente fa parte della Mingus Big Band, quindi un trombettista fortissimo con un grande pianista italiano che è Massimo Faraò e un bravissimo contrabbassista delle nostre parti che è Nicola Barbon, che si sta facendo conoscere sempre di più in territorio nazionale. Ecco, Massimo Faraò è definito il più nero dei pianisti bianchi. Dei pianisti italiani. Italiani. Sì, il più nero dei pianisti italiani, proprio per il suo tocco swing e energico, è Massimo una grande esperienza, ha suonato con i più importanti musicisti americani che sono venuti poi in Italia, quindi fa molto piacere riaverlo qui a Treviso. Venne già un paio d'anni fa con un'altra formazione, quindi questa volta viene in trio con questo trio, Ecco, allora sono 2 concerti belli energici tra swing e art bop. Cosa significa? Ma significa che il repertorio proposto da questi 2 trii si basa su una tradizione appunto di jazz e di swing e di art bop, quel genere musicale che veniva suonato tra gli anni 40 e gli anni 60, ma che poi viene riproposto anche ad oggi da musicisti esperti che riescono a riproporlo tramite rivisitazioni di standard o brani originali che si rifanno a quel genere musicale per melodie, arrangiamenti, ritmo e per tante caratteristiche, Parallelamente ai concerti ci saranno dei workshop? Sì, avremo i workshop al Manzato, presso l'associazione Manzato, come ogni anno. Anche in questo autunno riproponiamo gli incontri nelle aule di Palazzo d'Aborso. Sono dei workshop con i musicisti in cartellone che suoneranno a Cadericchi. Quindi il 31 ottobre
avremo una lezione per chitarristi e per contrabbassisti, rispettivamente con Ed Cherry e con Aldo Zunino, mentre il 1° dicembre avremo proprio una full immersion dalle 10 del mattino fino alle 18-19 della sera con Philip Harper e insieme a Philip Harper ci saranno Bruno Cesselli, classe di pianoforte e armonia, Luca Colussi, classe di batteria, e Stefano Senni, classe di contrabbasso. Colussi, Senni e Cesselli fanno parte dei nostri insegnanti dei workshop che organizziamo appunto con cadenza bimestrale o trimestrale, ecco, al Manzato, ai quali di volta in volta aggiungiamo degli ospiti. In questo caso c'è Philip Harper, il 1° di dicembre. Ecco, prima di cominciare mi parlavi dei concerti, mi dicevi che spesso c'è il pienone, che qualcuno deve rimanere anche fuori. Purtroppo ci dispiace sempre lasciare qualcuno fuori. D'altra parte penso che sia un valore aggiunto anche per chi invece riesce ad entrare, per cui si consiglia sempre la prenotazione o l'acquisto dei biglietti in prevendita. In questo caso i biglietti si compreranno direttamente a Ca' dei Ricchi, ma si può prenotare il proprio posto contattandoci a info@trevisosuonajazz.it oppure contattando direttamente Ca' dei Ricchi. Perfetto, possiamo dare un'indicazione sul prezzo dei biglietti? I biglietti costano 10 euro per i non soci di Tra, mentre per i soci Tra il biglietto è di 8 euro, quindi dei prezzi anche abbastanza bassi, sono dei prezzi accessibili soprattutto anche per il tipo di artisti che andiamo a coinvolgere. Ecco, una cosa, si diceva prima, dispiace lasciare del pubblico fuori, però anche il fatto di avere dei concerti in luoghi raccolti, nel Palazzo Storico, l'idea di una certa intimità tra pubblico e artista secondo me è importante, per cui chiaramente purtroppo non si può accontentare tutti, le sale sono queste a Treviso. Ecco, a proposito degli spazi, si terrà al piano nobile del palazzo. Da un contrabbassista, quale sei tu, com'è l'acustica di questi spazi? L'acustica è molto buona a Ca' dei Ricchi, infatti proponiamo i concerti lì da ormai da 6 anni e li abbiamo sempre proposti in acustico, quindi senza impianto di amplificazione, senza service, perché la sala rende e quindi un occhio di riguardo anche per l'acustica dei luoghi che coinvolgiamo. Bene. Prossimi progetti? Prossimi progetti, noi stiamo già pensando all'edizione numero 6 del festival, che si terrà a fine maggio. Sembra presto, ma in realtà per chi organizza non lo è. Si parla del Treviso Suona Jazz Festival. Treviso Suona Jazz Festival, che si terrà nell'ultima settimana di maggio 2020, e poi ci sarà anche Montello Jazz a luglio, lungo i comuni del Montello. Puoi anticipare chi suonerà? È ancora un po' presto e ci sono dei grossi nomi in ballo, però ci vorrà ancora penso un paio di mesi prima di svelare il programma. Prima del festival di maggio probabilmente faremo anche degli appuntamenti a Treviso, e quindi per non lasciare proprio, per dare un po' di continuità, e quindi stiamo lavorando anche su questo. I nomi è un pochettino presto per i nomi. Allora, tracce di jazz, l'appuntamento è giovedì 31 ottobre con Ed Cherry, sì, e giovedì 28 novembre con il trombettista Philip Harper e la sua band. Entrambi 2 trii. Grazie Nicola per essere stato con noi. Grazie a voi. E grazie anche a voi per averci seguito, sempre sui 97.500 di Radio Veneto 1. A presto. Veneto 1 con voi. Eventi in agenda.